In questo campo Filippo della Venezia a 18 anni si è allenato, ha giocato, qui ha trascorso gran parte del suo tempo assieme ai suoi compagni di squadra, i suoi amici. Il giovane rugbista giocava con il Mogliano fin dall'Under 10. All'interno dei valori del rugby la squadra diventa una famiglia e si legano delle amicizie che durano nel tempo, e quindi anche tutti i ragazzi del Mogliano Rugby so che sono in un momento difficile. Così Enrico Maria Pavana, assessore allo sport di Mogliano, racconta i valori di questo sport. I compagni, ci dice, sono distrutti. È una tragedia impossibile da accettare, una morte inspiegabile. Filippo è stato trovato senza vita nella sua abitazione ad Asseggiano di Mestre. Forse a stroncarlo è stato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Studente ed atleta trascorreva il suo tempo fra i campi di rugby e gli amici. Nulla faceva presagire ad una tragedia tanto grande. È stato trovato a terra a Esamine, nella sua casa. All'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. Sotto shock le comunità di Mestre e Mogliano alla notizia della morte di Filippo. Siamo rimasti scossi e profondamente toccati da questa notizia, e ovviamente il primo pensiero lo vogliamo riferire verso la famiglia che sta soffrendo appunto di un terribile dramma. Il rugby era la sua passione. Nei giorni scorsi era stato convocato più volte dai tecnici regionali ai raduni delle selezioni del Comitato Veneto, una promessa di questo sport. La società ha postato un messaggio sui social per ricordare questo giovane atleta. Mogliano Rugby è affranta per la prematura scomparsa di Filippo. Partecipiamo all'immenso dolore della famiglia e ci stringiamo a tutti loro in un forte abbraccio per la grave perdita. La salma di Filippo è stata trasportata all'obitorio di Mestre. Per i funerali si attende ora il nulla osta dell'autorità giudiziaria.